Dopo il turno di riposo il Global Work Capurso torna in campo davanti ai propri tifosi per ospitare l'Eco City Genzano nel 24esimo turno della Serie A, quinto dal Pala Pinto di Mola di Bari. Un buonasera da Gianluca Valente, che ha vinto l'ultima gara esterna. Attenzione, incursione da parte di Lamas, palla in mezzo, il tentativo, splendida parata di Di Ponto su Pires. Chiamati in causa. Sbaglia tutto Ricci, il tentativo da parte di Pires, di poco a lato. Gastaldo pronto a rimettere in gioco il pallone per Barrichello, la puntata. Illusione ottica dalla nostra posizione, pallone che sembrava destinato all'incrocio dei pali. Non è uscito di molto. A servire Pedrigno appena entrato in campo. Brunelli si libera di Perri, il diagonale palo di Brunelli, il tentativo poi di Ricci, pallone alto. Con Di Ponto ancora una volta chiamato in causa. Perri anticipa l'avversario, apertura per Pires, Pires! Gozza Pires a 6:38 dell'intervallo, sblocca il risultato. Global Work Capurso avanti 1-0. Ricci, bella palla in avanti per Barrichello di tacco. Pallone smorzato da Lamas, recuperato da Micoli, pericolo scampato per il Capurso. Leggerisce dalle parti di Lamas, velo di Pedrigno, Pires! Ancora una volta, protagonista in positivo, Di Ponto. Ancora Pedrigno, il tentativo al palo esterno. Tutto solo Pedrigno si divora il raddoppio. Si va dalle parti di Micoli che si propone da laterale, pallone intercettato, attenzione ancora Perri, palla per Lamas, Giannattasio ancora in spaccata Di Ponto. Da una possibile azione sporca, ha intercettato palla e Capurso per poco non raddoppia. Stesso numero 8 a battere, poi arriva Micheletto e per poco Guerini sulla sirena non fa 1-1. Micheletto per Barrichello. Piccolo trotto, supera l'avversario, palla in mezzo, gli arriva l'1-1 dell'Eco City Genzano. In gol Barra. Centralmente prova a superare Pires, non ci riesce, cade per terra, contropiede Lamas, è partito il Capurso, Lamas, palla nell'angolino più lontano, Capurso nuovamente in vantaggio, 21esima rete stagionale per Lamas, 2-1. Lui che aveva cominciato la stagione, o almeno faceva parte dell'audace. Attenzione, pallone sul palo e poi arriva di prepotenza Lamas. Di controbalzo il 12. Mette dentro la rete del 3-1 del Capurso. Eccolo in possesso palla. Apre per Federico Barra. Lo segue Ike. Arriva il supporto di Lamas, ancora Ike, centralmente prova, tutto solo all'improvviso, bravo Di Ponto. Micheletto, in mezzo per Barra, capisce tutto Lamas, Perri, ancora Perri, apertura per Pires, a porta sguarnita, l'ha messa fuori Pires. Micheletto, si crea il varco, respinge, poi ancora Gastaldo, che buca Micoli. 3-2 Eco City a 29 secondi dalla fine. In profondità, tagliatissimo, c'è la deviazione di Micoli, calcio d'angolo, c'è il suono della sirena, cerchiamo di capire cosa è successo. È finita, arriva l'8ª vittoria stagionale per il Global Work Capurso, che può esultare dopo un finale tiratissimo, battendo per 3-2 l'Eco City Genzano.